Cai? Buongiorno amici. Il 16 e il 17 gennaio in tantissimi paesi sardi si celebra la festa del fuoco di Sant'Antonio, una tradizione che si tramanda da secoli e che oggi è ancora molto viva. Si tratta di uno dei santi più invocati nell'isola. Secondo la leggenda, simile a quella di Prometeo, Sant'Antonio rubò il fuoco agli inferi e donò luce e calore alla terra, all'epoca attraversata da temperature glaciali. Il santo andò con il suo porcellino alle porte dell'inferno per chiedere un po' di fuoco, ma i diavoli non glielo consentirono. Tuttavia il maialino, racconta la leggenda, passò attraverso le gambe del demone che si era messo di traverso per impedire l'accesso ed entrò, provocando il caos con i diavoli che lo rincorrevano da tutte le parti senza riuscire a prenderlo. Il guardiano dunque consentì a Sant'Antonio di entrare per riprendersi il maialino e Antonio ne approfittò, poggiò la punta del suo bastone di ferula sul fuoco, richiamò l'animale e se ne andò. I diavoli non si accorsero che il bastone aveva iniziato ad ardere al suo interno senza svelare il fumo. Il santo portò via con sé una scintilla, regalando così il fuoco agli uomini. Per questo, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, in Sardegna si celebra la festa del Santo, che ha come simbolo proprio il fuoco, intorno al quale gli abitanti dei paesi si riuniscono scambiandosi il vino e il cibo preparato per l'occasione. Durante la processione il parroco del paese benedice la propria comunità e poi fa il giro dei fuochi dei vari rioni. Altra tradizione che si tramanda di generazione in generazione è quella di compiere, quando le fiamme raggiungono il punto più alto, 3 giri in senso orario e altrettanti in senso antiorario intorno al grande falò. Tutto termina il 18 gennaio, non a caso giorno chiamato Sant'Antoneddu, in cui la comunità, aspettando lo spegnersi dei fuochi, si scambia cibo e vino in segno di amicizia. Il falò dunque è anche e soprattutto un elemento di unione e di aggregazione. Intorno ad esso si improvvisano anche diversi balli. Noi, il 16 di gennaio, saremo a Orgosolo. A presto!